Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura Francesco Curcio ha ufficialmente assunto oggi l'incarico di procuratore capo a Catania. Alla presenza di autorità e colleghi ha tracciato le linee del suo mandato parlando di collaborazione, criminalità, migranti e rapporto tra magistratura e politica. 7 giovani extracomunitari si sono affrontati anche a coltellate per strada da Cireale nel Catanese per rivendicare la titolarità di un appartamento regolarmente affittato dalla proprietaria a 2 di loro, che però ne avevano esteso l'uso ad altre persone. La lite è stata interrotta dai carabinieri che hanno denunciato i partecipanti per risse e lesioni aggravate. Pena ridotta per il 31enne Gianvito italiano accusato di aver ucciso preterintenzionalmente Vincenzo Trovato di 22 anni durante una rissa scoppiata sul lungomare di Balestrate nel Palermitano. In appello è stato condannato a 8 anni e 8 mesi, mentre in primo grado la pena era di 10 anni. Scarafaggi sporco diffuso tra ruggine e unto incrostato. Questo è il risultato dell'ispezione dei nassi in un bar di Catania, scatta pertanto il sequestro. E in chiusura il meteo, prosegue l'ondata di forte maltempo domani in Sicilia. Allerta rossa su Catania dove le scuole rimarranno chiuse, arancione su Messina e Palermo, gialla nel resto dell'isola. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata.